Aperto a Treviso il processo a Massimo Pestrini, il cinquantenne che l'estate scorsa sconvolse il paese trucidando fratello e cognata con 11 colpi di pistola. La difesa ha chiesto di far cadere l'aggravante e il killer potrebbe ottenere il rito abbreviato e lo sconto di pena. Dal referendum alla raccolta firme, sempre più caldo il tema del parking in piazza Vittoria a Treviso. Stasera dalle 21 a Ringhi il confronto con maggioranza e opposizione tra il sì e no al progetto. Mentre Salvini lo vorrebbe candidato alle europee, il generale Vannacci stasera a Castelfranco per presentare il suo contestato libro. Fratelli d'Italia e Lega presenti, il PD al controevento alla libreria Ubik. I carabinieri bloccano un furgone a Volpago del Montello, dentro trovano 4 caldaie, una decina di termosifoni e decine di metri di cavi elettrici. Il bottino da 50.000 euro. Prima li attirano in giardino con richiami illegali, poi sparano dal portico di casa esemplare di fauna protetta, denunciati 2 bracconieri a Marino di Piave. Ennesimo atto di vandalismo a Ponzano Veneto, ma questa volta ha mirato all'eliminazione in un parco pubblico di alberi che forse infastidiscono qualcuno. A Riese Più-Decimo il curioso intervento dei Vigili del Fuoco, dove un gattino era rimasto bloccato da giorni tra i rami di un albero, l'animale salvato e riportato dai proprietari. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, questi dunque i titoli. La cronaca giudiziaria in particolare, per tornare a parlare di un evento che tra i tanti in un'estate davvero funesta sul fronte dei delitti nella Marca ha sconvolto la Marca e soprattutto Paese. Il duplice omicidio di Paese, al via il processo per il cinquantenne Massimo Pestrin, accusato di aver ucciso a colpi di pistola, 11 colpi di pistola, il fratello e la cognata, e che potrebbe beneficiare dello sconto di pena. Massimo Pestrin, il cinquantenne che lo scorso 3 maggio ha ucciso con 11 colpi il fratello Lino e la cognata Rosanna Trento, è arrivato in tribunale scortato dalla polizia penitenziaria. L'uomo è accusato di duplice omicidio aggravato ed oggi in udienza di fronte al giudice Piera De Stefani il suo avvocato ha chiesto che venga tolta l'aggravante della stabile convivenza perché si applica, spiega il legale, solo alla base di una relazione affettivo-sentimentale. Questo consentirebbe di poter accedere al rito abbreviato e quindi ad uno sconto della pena. La decisione che dovrà prendere il giudice è quella relativa alla esclusione dell'aggravante della stabile convivenza tra il Pestrin e le 2 persone uccise, cioè il fratello e la cognata, perché questa aggravante impedirebbe l'accesso al rito abbreviato che noi abbiamo chiesto e quindi prevedendo la pena dell'ergastolo. Non solo, Pestrin è stato sottoposto ad una prima perizia psichiatrica, secondo la quale al momento di far fuoco Massimo era capace di intendere e volere. In realtà la perizia non vi è stata una consulenza da parte del pubblico ministero fatta non con il contraddittorio delle parti. Nostra opinione è che la consulenza sia un po' troppo superficiale e quindi qualora il giudice dovesse escludere l'aggravante e ammettere l'abbreviato ho chiesto come condizione di accesso all'abbreviato una perizia psichiatrica. Massimo Pestrin, che viveva da qualche tempo nella casa del fratello, quel giorno era sceso in cucina mentre marito e moglie stavano mangiando ed aveva fatto fuoco scaricando 17 colpi. 11 avevano raggiunto le 2 vittime. Lui stesso poi aveva chiamato i carabinieri confessando quanto aveva fatto. Sguardo fisso, Pestrin ha detto poche parole al suo avvocato. È in attesa, come siamo in attesa noi, della decisione del giudice, che è una decisione importante questa preliminare, perché escludere la pena dell'ergastolo e ottenere la riduzione di 1/3 di pena con l'abbreviato, chiaramente dal punto di vista della difesa e quindi anche dell'imputato è un elemento importante che chiaramente genera un po' di impazienza e dovremo aspettare il 23 di gennaio. Del processo fanno anche parte la madre e le 2 sorelle di Rosanna Trento, costituitosi come parte civile e difese dall'avvocato Luca Dorella. Ancora a Paese, un altro delitto che sconvolse la comunità. Una sola persona avrebbe appiccato il fuoco dentro e fuori l'abitazione a Castagnole, dove morirono, lo ricorderete, la 68enne Franca Fava e Fiorella Sandre, una 72enne. Il piano criminale messo a segno quindi da solo, in atto in 17 minuti appena, sul banco degli imputati il marito di Franca, Sergio Miglioranza.
In 17 minuti Sergio Miglioranza, accusato di duplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, incendio doloso e truffa alle assicurazioni, avrebbe messo in atto il suo piano. Nessun complice, secondo la relazione dei consulenti della Corte d'Assisi, gli ingegneri Alberto Sturaro e Arnaldo Bagnato. L'incendiario avrebbe agito da solo. I due esperti hanno spiegato punto su punto come sarebbe venuto il rogo a Castagnolo, dove morirono intrappolate la moglie Franca Fava, 68 anni, e Fiorella Sandra, 72enne, che viveva con loro. 11 punti di innesco, 9 esterni alla casa e 2 all'interno al primo piano. L'incendiario avrebbe prima sversato della benzina e poi utilizzato dei blocchetti accendifuoco. Una volta posizionato il tutto, avrebbe iniziato ad accenderne uno ad uno, non simultaneamente, come invece aveva ipotizzato la difesa. I periti hanno ricostruito quella che potrebbe essere l'ipotesi per loro più plausibile. L'uomo prima avrebbe acceso gli innesti esterni, poi sarebbe rientrato, avrebbe dato fuoco a quello all'interno ed infine sarebbe uscito definitivamente dalla casa. Il rogo avrebbe attinto il piano terra provenendo dall'esterno, prevalentemente dalle alberature, ma l'incendio che sarebbe scaturito al primo piano sarebbe nato invece dagli innesti posti al di fuori della camera. Insomma, un piano architettato nei minimi dettagli e che ha provocato un rogo imponente, distruggendo tutto, l'80% nelle stanze, ed uccidendo 2 persone. Ancora la cronaca giudiziaria con una notizia che era attesa, parliamo della tragedia dell'A28. La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall'avvocato Maurizio Mazzarella, difensore di Dimitre Trajkov, il 62enne bulgaro, a processo per l'incidente costato la vita nel gennaio 2022 in A28 le cugine Jessica Fragasso e Sara Rizzotto. L'udienza questa mattina, l'esito è stato reso noto in serata con la procura che ha già emesso l'ordine di carcerazione nei confronti dell'imprenditore che quella tragica sera al volante di un SUV, lo ricorderete, speronò la Fiat Panda delle 2 ragazze senza fermarsi a prestare soccorso. Jessica, 20 anni, e Sara, 26, morirono sul colpo. Le figliolette di quest'ultima si salvarono. Il 62enne verrà dunque condotto in carcere in queste ore. Deve scontare la pena di 7 anni comminata in primo grado e confermata in appello. Ai genitori della giovanissima Jessica, Trajkov ha liquidato a titolo esercitorio 676.000 euro, il massimo che potevano ottenere, fermo restando, detto il loro legale, che nessuna cifra potrà mai restituire la loro figlia perduta. Continueremo con la cronaca tra poco, ma prima di continuare con la cronaca ci sono ancora molte notizie. Andiamo a Castelfranco perché è arrivato circa un'ora fa a Castelfranco il generale Vannacci, lo sapete, lo abbiamo raccontato in questi giorni all'Hotel Fiora alle 20:45, presente il suo contestato, il suo discusso libro e come abbiamo raccontato in contemporanea ci sarà un controevento alla libreria Ubik di Castelfranco dove si trova la nostra Edi Caliman. Buonasera Edi. Buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori. Siamo in compagnia della titolare della libreria Ubik, Clara Abbatangelo. Chiediamo subito a lei questo controevento, il motivo di questo evento che va un po', inizierà un minuto dopo la presentazione del generale Vannacci. Cosa puoi dirci? Che è nata in questi giorni da moltissimi posti diversi, è stata manifestata l'esigenza di raccontare tutte le storie che quotidianamente migliaia di persone nella vita privata, lavorativa, civile, moltissime persone compiono e tutta una serie di gesti che sono diciamo in un ordine contrario e che quindi parli di inclusione, di comunità, di giustizia sociale, di tantissimi temi che vanno dall'ecologia all'anti-xenofobia, moltissimi messaggi vari. E abbiamo detto accendiamo un microfono e lasciamo parlare chiunque voglia raccontarci come singolo, gruppo, privato, la propria esperienza contraria a quello che legittimamente sta avvenendo in un altro posto in questo momento a Castelfranco. Proprio per questo un nome particolare a questo evento, che titolo gli avete dato? Ancanò, che si riferisce appunto a xenofobi, razzisti, fascisti di ogni genere. Noi diciamo Ancanò, vogliamo proprio sentire le voci di chiunque non si riconosca in azioni, opere o pensiero di intolleranza, chiusura, odio, ma che proprio voglia raccontarci la propria esperienza
contraria, che sia di lavoro, nel proprio tempo privato, nelle associazioni, nella società civile, perché a Castelfranco succedono tante altre cose oltre alle presentazioni di certi libri in certi posti. Nicola, da Castelfranco per ora è tutto, ti restituirei la linea. Grazie a Edi Caliman, che poi seguirà la presentazione dell'evento e anche il controevento, insomma, in questa serata particolare di cui si è discusso a lungo. Sapete, a Verona l'evento era stato programmato qualche giorno fa, ma è stato cancellato anche per le polemiche che erano nate la presentazione del libro di Vannacci, un Vannacci che ha incassato una endorsement, come sapete, da parte del segretario della Lega e ministro Matteo Salvini, che ha detto, confermando che non si vuole candidare alle europee, che piacerebbe a lui avere Vannacci tra i candidati alle europee, e lo stesso Vannacci ha risposto che ha apprezzato queste parole, ma che ci deve pensare. E ci saranno comunque numerosi esponenti della Lega e anche di Fratelli d'Italia all'Hotel Fior di Castelfranco tra poco più di un'ora. Adesso torniamo alla cronaca e torniamo a parlare di furti, questa volta con i carabinieri che riescono a bloccare un furgone a Volpago del Montello. Dentro ci trovano davvero tanto bottino, 50.000 euro di merce che era stata rubata da 2 ventenni in una azienda di Nervesa. 4 caldaie, una decina di termosifoni, 2 bobine di cavi elettrici in rame lunghi 400 metri e altro materiale come rubinetti, valvole, raccordi e impianti idraulici. È questo il bottino dal valore di circa 50.000 euro trasportato a bordo di un autocarro guidato da 2 giovani ventenni di origine italiana e fermati a Venegazzù dal comando dei carabinieri di Montebelluna, che hanno bloccato il mezzo destati dalla sua andatura irregolare, probabilmente a causa del pesante carico. I militari dell'Arma, non appena ispezionata la vettura, hanno proceduto con gli accertamenti per verificare l'origine della merce appartenente ad una ditta in liquidazione di Nervesa della Battaglia, verificando che era priva di qualsiasi ricevuta di acquisto. Inoltre i giovani non sono stati in grado di dare una spiegazione plausibile per il possesso dei prodotti di rubinetteria. Il fatto ha portato i militari dell'Arma a proseguire le indagini presso la ditta in questione, eseguendo un sopralluogo che ha fatto trovare evidenti segni di effrazione e forzatura della porta di accesso al locale del magazzino. Trovato anche un carrello con il quale i 2 ragazzi avrebbero trasportato la merce rubata. Tutto il materiale è stato restituito all'azienda e i 2 soggetti sono stati denunciati in stato di libertà. A Mareno di Piave invece bracconieri in azione, ma da un luogo particolare, dal portico sotto casa. Attiravano uccelli con dispositivi di richiamo illegali dal giardino di casa per poi sparargli dal portico. Scoperti e denunciati dalla polizia della provincia di Treviso 2 uomini che a Campagnole, frazione di Mareno di Piave, utilizzavano dei richiami acustici per attirare pettirossi, fringuelli e codirossi, esemplari di fauna selvatica protetta, per poi sparargli. I 2 erano soliti appostarsi da una rete posta sulla parete di un portico chiuso adiacente all'abitazione. La polizia provinciale ha avviato le ricerche e gli appostamenti che hanno portato a cogliere in flagrante i 2 bracconieri, dopo aver udito diversi spari provenire dalla casa in cui agivano. Gli uomini sono stati fermati e multati non solo per l'utilizzo di richiami illegali, ma anche per l'abbattimento di alcuni esemplari di fauna protetta e per la mancanza di documentazione necessaria per svolgere l'attività venatoria. Proseguono quindi le operazioni di monitoraggio e contrasto alla caccia illegale nel territorio da parte del Corpo di Polizia della provincia di Treviso. L'attenzione al contrasto del bracconaggio e degli illeciti contro la fauna selvatica è una priorità per le donne e gli uomini che compongono il Corpo di Polizia dell'amministrazione provinciale di Treviso, sottolinea Stefano Marcon, presidente della provincia. A loro un grande plauso per l'operato. Allora, torniamo a parlare del tema del sondaggio. Lo vedete, costruire il Park Vittoria a Treviso, giusto? Questi i numeri che vedete in sovraimpressione da chiamare. È il tema, insomma, di queste settimane. Nel frattempo ha superato le 1.600 firme la petizione online promossa dal consigliere comunale di opposizione Giorgio Denarti contro il park in Piazza Vittoria, ne abbiamo raccontato ieri, e resta comunque la preoccupazione tra i commercianti della zona, non tanto sulla bontà del progetto quanto sulle lungaggini possibili e probabili del progetto stesso. Preoccupazione è il fatto che ci vediamo di fronte al fatto di non lavorare, perché per quanto poco, mancandoci il parcheggio, anche se viene lasciata la viabilità
stradale, però comunque la gente non ha modo di fermarsi e di venire da noi a comprare. Non nascondono le loro preoccupazioni i commercianti che gravitano intorno a Piazza Vittoria in vista dell'avvio dei lavori per la realizzazione del parcheggio interrato. A non far dormire loro sonni tranquilli, soprattutto la durata dei lavori. Essendoci reperti storici sotto, probabilmente la durata non sarà quella stabilita, ma sarà molto più lunga. È quello che a noi ci preoccupa come attività. Ovvio che un parcheggio come tutte le grandi città ci sta, però bisogna vedere la durata, ci metterà sicuramente in ginocchio. Sono contraria perché ci porterebbe solo grandi, enormi disagi. È un progetto che a noi ha sempre convinto come risultato finale, perché sicuramente porterà molti stalli a 50 metri, quindi un potenziale di clientela bello importante. Quello che ci preoccupa, proprio come abbiamo sempre detto, è come arriveremo all'ultimazione del progetto, perché 2 anni di cantiere, che possono diventare 2,5, 3, per quanto ci promettano un impatto quasi zero. Al momento nulla, visto che ci sono mille parole sul sì, no e via dicendo. Di conseguenza, vivo la giornata, navighiamo a vista. Su una cosa però cittadini e commercianti sembrano concordare, sulla necessità di risolvere il problema parcheggi in città. Resta comunque il problema del parcheggio, dove secondo il mio punto di vista, ci sono altri tempi, cioè altri luoghi dove poterlo fare, magari anche alla luce del sole, non dovendo interrare o scavare. Mamma mia, c'è un problema. Se sei obbligato, altrimenti non vieni, perché non trovi un parcheggio neanche a morire. Bellissimo, bellissimo, speriamo che lo facciano. Serve. Certo, speriamo che non trovino ancora reperti, questo è l'importante. Altrimenti i tempi si allungano. Si ferma tutto, sì. Avete avuto difficoltà a trovare parcheggio? Sì, ogni volta è così, mi sono rotto le scatole. Treviso è così purtroppo, è molto peggiorata negli ultimi anni, non è possibile aspettare 40 minuti per un parcheggio. Qual è il parcheggio? In centro o è meglio fuori mura? Centro. Adesso pubblicità, poi di nuovo il telegiornale in diretta. Allora, rieccoci in diretta, torniamo a Ponzano Veneto. Solo ieri vi raccontavamo dei vandali che avevano svitato i bulloni che tenevano insieme un dissuasore, un dosso dissuasore in una via di Ponzano Veneto. Altro tipo di vandali o altro tipo di raid invece accade in un parco sempre di Ponzano Veneto. In questo caso non è tanto vandalismo quanto il fastidio evidentemente di qualcuno. Nel mirino ci sono gli alberi, alcuni alberi del parco. Ebbene, il raid è arrivato con le accette e non solo. Ci stanno uccidendo le piante. Questo albero a breve lo abbatteremo, perché l'anno scorso è stato investito da olio caldo e da altri agenti che sono stati riversati per farlo morire, ed è un peccato, mentre in quello successivo, proprio in questi giorni, è stato segnalato che sono stati presi a colpa di accette, probabilmente anche in questo caso per farli morire. Adesso non ho ben capito se danno fastidio le foglie o se la natura è diventato un problema, ma ciò quello che sta accadendo in questo parco e a Ponzano Veneto recentemente è molto preoccupante. Non del vandalismo fine a se stesso, ma azioni compiute al preciso scopo di far morire degli alberi che a qualcuno evidentemente danno fastidio, sebbene si trovino in un parco pubblico, quello di via Bersaglieri a Paderno di Ponzano, proprio dietro il municipio. Paradossale che in tempi in cui l'importanza del verde nei centri abitati è unanimemente riconosciuta, ci sia chi non tollera la natura e i suoi ritmi, a cominciare dal cadere delle foglie, e pensare che il comune ne ha di recente piantati altri 40 di alberi lungo le strade. A fronte a questi gesti inspiegabili, ci chiediamo se ha senso. Da una parte li piantiamo, dall'altra parte danno fastidio. Atti dolosi, non facile risalire ai responsabili. Nel parco telecamere non ce ne sono e non è neppure pensabile, aggiunge il sindaco, che si viva in una sorta di grande fratello per controllare ogni metro di territorio. È naturale che all'interno delle lottizzazioni ci siano dei parchi e ci siano degli alberi. Se vogliamo un mondo di plastica, allora basta saperlo e cambieremo idea, insomma. Dalla battaglia per salvare gli alberi nel parco di Ponzano alla battaglia per salvare un intero settore importantissimo dell'economia trevigiana e non solo, il radicchio. Noi siamo bersagliati, ma non solo in Italia, anche quando facciamo le fiere importanti dell'ortofrutta, uno su tutte, la Fruit Logistica di Berlino.
da aziende ma anche da produttori che chiedono di avere il seme per poter poi riprodurre questo prodotto straordinario direttamente in altri continenti, e questo naturalmente è un danno. Si moltiplicano i tentativi da parte di produttori esteri, soprattutto statunitensi, di carpire i segreti del radicchio rosso di Treviso, frutto di un secolo di storia, conoscenze, ricerche e miglioramenti, in alcuni casi addirittura presentandosi direttamente alla porta delle aziende della marca. Il produttore offre al mercato un prodotto con queste caratteristiche, che è l'insieme di acqua, sapere, seme e terra e clima. Questa è la forza, però diciamo che naturalmente queste cose si possono in qualche maniera un po' anche imitare. È successo anche in questi giorni, quando il Consorzio di tutela ha deciso di chiudere le porte ad una delegazione americana, invitando i produttori di seme di radicchio, associati e no, a fare altrettanto. Siamo gelosi e ci teniamo a proteggere questo know-how. È proprio il seme a far gola ai produttori esteri, anche perché se il radicchio di Treviso e di Castelfranco sono stati i primi ortaggi ad ottenere il riconoscimento IGP a livello europeo nel 1996, altrettanto non accade per il seme. Nonostante siamo arrivati per primi a proteggere il prodotto, il seme purtroppo era già registrato in altre banche dati e quindi non siamo riusciti a proteggerlo. Grazie ad accordi internazionali il marchio del radicchio è protetto in tutta Europa, in Australia e in Canada, completamente diversa invece la politica statunitense. C'è una lobby molto potente che tende invece a tutelare le aziende proprio che imitano marchi famosi in tutto il mondo. Ma i produttori di radicchio non devono fare i conti solo con la concorrenza estera. A condizionare questa prima parte di stagione anche i cambiamenti climatici che stanno influenzando la produzione, prima per il caldo di settembre-ottobre, poi per le piogge di novembre e per il freddo che ha tardato ad arrivare. Ha inciso negativamente sul peso dei cespi, quindi a parità di mazzi, di cespi di prodotto in campo, in realtà ha corrisposto un peso minore. Pari a? Circa il 30%. Torniamo all'appello lanciato ieri nella nostra prima edizione dalla mamma di Mogliano, il cui figlio è affetto da una grave distrofia, che chiede che il farmaco che rallenta il progredire della malattia non venga ritirato dall'Agenzia Europea del Farmaco. Anche la politica si interroga sulla importanza della ricerca sulle malattie rare. Ancora poche ore e EMA si pronuncerà sul futuro di Translarna, al momento l'unico farmaco insieme al cortisone a disposizione dei pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne, che rallenta il progredire della malattia. Il medicinale infatti potrebbe essere ritirato dal mercato perché non avrebbe raggiunto gli obiettivi prefissati dallo studio. Sono 800 le famiglie in Europa in attesa del responso che potrebbe cambiare le vite dei loro figli. Tra questi Leonardo, quasi 6 anni, di Mogliano. La sua mamma, Elena, si sta battendo perché Translarna rimanga a disposizione del suo bambino e di tutti i pazienti, ma quello delle terapie e della ricerca è un tema che accomuna tutte le malattie rare. Meno sono i casi, meno sono le risorse investite per la ricerca. E questo è ovviamente figlio del mercato farmaceutico, che ovviamente va a investire le poche risorse che ci sono nei segmenti di mercato fruttuosi, quindi che hanno troppi casi. Però guardate che il tema delle malattie rare e della necessità di investire sulla ricerca scientifica per la protezione dei bambini, ma non solo da malattie rare, è una frontiera di civiltà rispetto alla quale non l'Italia, ma direi almeno l'Unione Europea è troppo indietro rispetto alle necessità. Le malattie rare, anche questo è un problema di medicinali che non conviene produrre, e qui mi chiedo, cioè qua la ricerca dovrebbe finanziarla lo Stato per rendersi autonomi. Di fronte all'appello lanciato nella nostra diretta da Elena Semenzato, la stessa politica si interroga sulla necessità di fare di più. Succedono casi del genere dove a questo punto la politica deve farsi parte attiva, perché queste istanze che provengono comunque da una parte delle famiglie del territorio vengono ascoltate. Cambiamo argomento decisamente, l'abbiamo raccontato qualche giorno fa, l'arrivo, la comunicazione ufficiale della medaglia d'oro al valor civile per gli eventi della Grande Guerra al comune di Pederobba, che sta organizzando una cerimonia ufficiale per questa importante riconoscimento, che è un orgoglio per il paese ma anche una lezione per le generazioni future. Soddisfazione ma soprattutto orgoglio per la mia comunità. Questo sta a dimostrare il sacrificio dei nostri antenati durante il conflitto bellico della Prima Guerra Mondiale. È
È iniziato con una notizia che ha colpito ed emozionato l'intera comunità questo 2024 per Pederobba. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto con cui viene conferita al piccolo comune ai piedi del Monfenera la medaglia d'oro al merito civile per i sacrifici compiuti tra il 1917 e il 1918. È stato riconosciuto il sacrificio della nostra gente che ha dovuto lasciare le proprie case affrontando un profugato non indifferente arrivando fino in Sicilia. Ricordiamo che il nostro territorio è proprio sulla linea del Piave, teatro di grandi battaglie che ha coinvolto la nostra cittadinanza. Richiamando il decreto emesso in seguito al vaglio di un'apposita commissione del corposo dossier preparato dal Comune, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha fatto pervenire al Sindaco l'attesa comunicazione che sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Pederobba e il suo territorio fecero da sfondo ai violenti combattimenti tra le truppe italiane e quelle imperiali, con queste ultime che stavano per prevalere. Avevano quasi sfondato, ma grazie al famoso ponte di barche che è stato costruito proprio nel territorio di Pederobba, nel fiume Piave, abbiamo fermato l'avanzata austro-ungarica. Sebbene a distanza di oltre un secolo da quei fatti, la medaglia al valore civile che affiancherà quella d'argento sul gonfalone ha un alto valore simbolico e sarà celebrata nel corso di una cerimonia che il Comune intende presto promuovere, coinvolgendo la cittadinanza, in particolare i ragazzi. I giovani del nostro comune devono prendere esempio dei loro nonni o bisnonni che hanno dimostrato amore per il proprio territorio. I giovani sono la nostra ricchezza, ma questa ricchezza bisogna spenderla bene, prendendo esempio dai nostri avi. Da Pederobba a Riese Pio X, dove da giorni era bloccato tra i rami di un albero un gattino che non riusciva a scendere. È stato così necessario l'intervento, lo vedete in questo video, dei vigili del fuoco di Castelfranco che sono intervenuti nel pomeriggio in via Piave. L'animale prima è stato sedato da un veterinario per rendere più semplice il recupero da parte dei pompieri che con una scala hanno poi raggiunto il punto in cui il gattino aveva trovato rifugio, riuscendo a riportarlo a terra. Tutto è bene quel che finisce bene anche in quel di Riese Pio X. Adesso andiamo nel Bellunese. Dove c'è indignazione per quanto accaduto a Feltre la scorsa notte, il raid vandalico in Piazza Maggiore, nel mirino l'albero di Natale. Vandali in azione nella notte in centro storico, abbattuto l'albero di Natale in Piazza Maggiore. Inqualificabile il gesto compiuto verso la mezzanotte da persone che hanno segato il tronco alla base, facendo cadere rovinosamente la pianta, ancora addobbata con le luminarie natalizie, causando danni ad un edificio adiacente. Non ci sono commenti perché questi atti vandalici non solo non hanno alcun senso, ma vanno a danneggiare la cittadinanza tutta, perché poi i costi ci saranno, e peraltro è un simbolo importante come il presepe e l'albero, sono simboli del Natale al quale tutti tengono molto da tutti i punti di vista, quindi a mio modo di vedere è veramente grave che delle persone abbiano pensato di operare in maniera vandalica in questi termini. Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza cittadina hanno rilevato la presenza di alcune persone che si sono mosse in maniera organizzata e che con l'ausilio di una motosega, probabilmente elettrica, hanno tagliato di netto l'albero poco sopra l'innesto del tronco sul basamento di cemento. E fortunatamente insomma, abbiamo alcune telecamere e quindi ci aspettiamo di poter almeno raggiungere qualcuno che possa poi essere giustamente punito per quello che ha fatto. E suscita inquietudine in queste ore l'episodio avvenuto ieri a Borgo Valbelluna, quando uno sconosciuto si è presentato a un istituto comprensivo statale del paese qualificandosi come il padre di un piccolo alunno e chiedendo di poterlo far uscire dall'aula in anticipo. Gli insegnanti, che non lo conoscevano affatto, si sono subito insospettiti e il tentativo di inganno non ha avuto esito. L'uomo si è allontanato dalla scuola prima però di poter essere identificato. L'episodio è stato reso noto dal preside che con una lettera urgente trasmessa a tutte le famiglie degli alunni. Alla luce di quanto accaduto, si legge nella lettera del preside, è stata data comunicazione ai nostri plessi di mantenere la massima attenzione per questo individuo che evidentemente potrebbe anche ritentare lo stesso approccio, lo stesso tentativo appunto di chiedere di un piccolo alunno anche in altre scuole, quindi massima attenzione
nella zona del circondario di Borgo Valbelluna per questo individuo che si è spacciato letteralmente per il padre di un alunno. Parliamo adesso di sicurezza sul lavoro e di infortuni. 3.000 in provincia di Belluno nel 2023, oltre 300 le aziende ispezionate. È il bilancio dello Spisal nell'anno che si è appena concluso. Spisal, un 2023 che va in archivio con purtroppo nuovamente 2 morti sul lavoro in provincia di Belluno. Dopo l'incidente di settembre ad Arabba si era sperato l'anno potesse finire con una sola vittima, ma poi purtroppo è avvenuto in dicembre un secondo incidente in Alpago, e questo nonostante un trend che dice come nei primi 6 mesi dell'anno, i dati completi verranno ufficializzati solo a luglio prossimo, ci sia stato un meno 37% degli incidenti. Lo Spisal fa parte del Dipartimento di Prevenzione, è una delle attività maggiormente attenzionate della nostra azienda e penso delle aziende appunto del Veneto, perché i riflessi sociali sono assolutamente importanti. Tanti i dati raccolti da chi è preposto alla prevenzione degli infortuni e delle malattie causate o correlate al lavoro. Dai quasi 3.000 infortuni in provincia alle quasi 300 aziende ispezionate tra settore edile ed agricolo, dai 76 infortuni segnalati tra 118 e procure della Repubblica alle 236 inchieste attivate. L'anno 2023 è stato un anno importante per il servizio Spisal, anche per tutta una serie di eventi successi nell'ultima parte dell'anno. Stiamo attenzionando alcuni comparti produttivi che riguardano soprattutto ancora l'edilizia e l'agricoltura, perché sono i 2 comparti che tuttora stanno dando il maggior numero di infortuni sul lavoro, sia per frequenza sia per gravità. Dopo ricordo che l'agricoltura in Veneto è al primo posto come infortuni mortali dovuti essenzialmente al ribaltamento del trattore. Perché gli infortuni sul lavoro diminuiscano, cosa che bisognerebbe fare? Ma da sola la vigilanza non può essere la cosa risolutiva, bisogna abbinare la vigilanza ad altre attività che sono, secondo me, soprattutto l'assistenza all'azienda e la formazione. A Belluno è un tema caldo e non da oggi, parliamo del parcheggio selvaggio. Centro storico, c'è chi lo vorrebbe pedonalizzato e chi protesta per il parcheggio selvaggio, soprattutto in alcuni giorni e in determinati orari, soprattutto serali. Il problema è di difficile soluzione. Il corpo della Polizia Locale di Belluno può essere impiegato al massimo fino alle 22 o in linea di norma fino alle 19. Quindi fino a quell'ora c'è la possibilità di intervenire, di sanzionare appunto questi comportamenti scorretti, ma ripeto, questo è un aspetto della vicenda che è più complesso e nell'ambito del quale l'amministrazione e la Giunta in particolare sta facendo dei ragionamenti di prospettiva. Le critiche arrivano dalla FIAB, Associazione di cicloturisti ambientalisti. La situazione è una situazione desolante da anni. Come ho fatto rilevare, c'è già stata una petizione popolare firmata da 130 cittadine e cittadini del centro di Belluno. La petizione è stata discussa in Consiglio Comunale e la registrazione di questa discussione c'è nel nostro canale YouTube di FIAB Belluno. Lo storico ricordato è questo, da cui estrapoliamo un passaggio inerente alle dichiarazioni di Addamiano. Quello che noi vediamo quotidianamente, ai noi, in Piazza Duomo, sia sintetizzabile in altre 2 parole: anarchia, e tutto sommato, lo dico da cittadino di Belluno, anche vergogna. Il Consiglio Comunale ha discusso in quella sede la petizione, l'ha approvata all'unanimità. Quindi l'allora giunta e l'allora opposizione, che oggi è giunta, tutti d'accordo, con interventi molto belli anche, ma la situazione è sempre la stessa. Una contestazione cui il diretto interessato risponde senza mezzi termini. Rispedisco al mittente questa asserita critica, nel senso che il mandato è stato chiaro e preciso nei confronti del corpo della Polizia Locale, come ho detto poc'anzi, di sanzionare comportamenti scorretti che violano le norme del codice della strada. Non mi resta che lasciarvi i presepi, non ci siamo dimenticati dei vostri presepi, è vero che l'Epifania è passata, ma in questa settimana continueremo negli ultimi giorni a mostrare le vostre creazioni, sono gli ultimi giorni per mostrare i vostri presepi. Allora stasera vediamo quelli di Antonella Bazzocco di Fonzaso nel Bellunese, Enrico Tesser di Sant'Angelo, quartiere di Treviso, Francesco Borsoi di Corbanese di Tarzo e Livio Martini di Paese. Con queste immagini ci salutiamo, grazie per averci seguito e arrivederci.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. L'Italia è a metà tra un campo di alta pressione posizionato sull'Europa centro-settentrionale e un'area di bassa pressione tra la Francia e la penisola iberica. Il tempo sarà buono, ma questo favorirà un ulteriore lieve raffreddamento. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto mercoledì 10 gennaio sarà piuttosto soleggiato, avremo qualche addensamento nel corso della mattinata, ma a seguire cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature come detto in ulteriore calo, minime tra 1 e meno 2 gradi, massime tra 2 e 4 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, cielo in prevalenza sereno, sgombro da nubi, solo a tratti sarà velato. Temperature minime sotto zero, massime sui 3-5 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà nuvoloso nella prima parte della giornata, poi più soleggiato. Temperature minime anche in questo caso sotto zero, massime sui 5 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.